Guerra al Covid. I numeri raccontano e dicono che in Veneto l'80% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati, un dato che ha ancora più significato considerando che il 73% della popolazione ha già effettuato la seconda dose del vaccino. A tirar le somme significa che dunque il virus fa più danni in quella minoranza di veneti che non si è ancora vaccinata. Ieri, con l'avvio della terza dose, sono state fatte quasi 20.000 iniezioni. La terza dose deve essere pianificata con urgenza negli anziani, nei grandi vecchi, penso degli over 80, ma poi alla fine si andrà a scendere per fascia di età, perché se è vero che per avere vinta questa battaglia ci vogliono i titoli anticorpali alti, è altrettanto vero che ci sembra di aver capito dagli scienziati che gli anticorpi diminuiscono nel tempo. Quindi immaginatevi i nostri sanitari che si sono vaccinati il 27 dicembre pubblicamente con quelle prime 827 dosi, oggi hanno sul groppone fondamentalmente 9 mesi di vaccino, quindi immagino che molti abbiano avuto anche un calo del titolo anticorpale. Quindi la grande preoccupazione nostra è quella di non affrontare l'inverno con gli anziani senza copertura anticorpale. La terza dose verrà allargata a tutti gli over 65, circa 1,5 milioni di veneti, ma potrebbe essere estesa a tutti quelli che la richiederanno. Oggi, contando già i prenotati, siamo all'81% di vaccinati e negli ultimi giorni c'è stata un'impennata di richieste. Verosimilmente, con un po' di tenacia e disponibilità, io penso che questo miraggio resta ancora un miraggio, dell'85% non sia poi così distante. Insomma, a qualche punto comunque si crescerà ancora.